Sì, ci troviamo nel piazzale antistante appunto alla struttura dello IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto. Sono in compagnia del dottor Marco Rastrelli, ricordo dirigente medico appunto dello IOV e ricercatore dell'Università di Padova. Come anticipavate nel vostro cappello introduttivo in studio, il grande caldo insomma sicuramente ha aumentato la voglia di tutti noi ad esporci al sole, piscine, spiagge e anche chi ama la montagna, quindi il sole è ovunque e dobbiamo esporci in sicurezza. Approfittiamo di lei quindi, dottore, per parlare di sicurezza davanti appunto ai raggi del sole. Come possiamo abbronzarci, come possiamo goderci la nostra estate senza, mi permetta, dovervi venire poi successivamente a trovare? Sì, buonasera, buongiorno a tutti. Allora, è molto importante ricordare che l'esposizione a raggi solari è di fondamentale importanza, per cui non dobbiamo vedere il sole come un nemico. Il sole è un amico. La cosa importante però è l'esposizione in maniera corretta ai raggi del sole, in maniera tale che rimanga amico e non ci crei dei danni. Qual è l'esposizione corretta ai raggi del sole? L'esposizione corretta ai raggi del sole intanto dipende dal nostro colore della pelle, cioè chi ha una pelle più chiara e c'è chi ha una pelle più scura. In rapporto a questo è molto importante esporsi in maniera diversa, non tanto nei tempi di esposizione ma quanto per esempio nell'uso delle creme solari. Chi ha occhi chiari e pelle chiara dovrà usare delle creme solari ad alta protezione, parlo di un 50, mentre persone con pelle più scura e occhi più scuri, per esempio quelle del sud Italia tanto per capirsi, o anche che abitano qua, possono invece utilizzare un grado di protezione dai raggi solari più basso, anche intorno ai 30. Un'altra cosa molto importante è come esporsi ai raggi solari. L'esposizione ai raggi solari dovrebbe essere idealmente fino dalla mattina fino a le 11, mezzogiorno, poi tralasciare il periodo in cui c'è il massimo di quantità di raggi del sole che arrivano sulla Terra, quindi fino alle 3, e poi ricominciare una corretta esposizione. Questo non vuol dire andare via dal mare necessariamente, vuol dire magari stare sotto l'ombrellone. Un altro elemento molto importante da prendere in considerazione è come mettersi la crema solare, perché la crema solare, qualsiasi sia il suo grado di protezione, deve essere rimessa almeno ogni 3 o 4 ore, perché non esiste nessuna crema solare che con il sudore in qualche maniera non vada via. Inoltre la crema solare deve essere anche sempre rimessa appena si esce da un bagno o da una doccia, perché non esistono creme solari che resistono all'acqua, per cui anche se sono passate meno di 3 o 4 ore, la crema solare va necessariamente rimessa dopo che il nostro corpo si è bagnato. Dottore, posso interromperla un secondo? Certo. Io faccio lo stupidotto e quindi pongo delle domande. Io ho la mia crema che ho comprato l'anno scorso, 2 anni fa, va bene lo stesso? Assolutamente no. Assolutamente no, l'ideale sarebbe ricomprare la crema ogni anno perché c'è una forma in cui queste creme si deteriorano, per cui fra l'altro non sono neanche delle spese eccessive, per cui l'ideale sarebbe ricomprarle ogni anno. Altra battuta, per esperienza mia, io sono un fototipo di quelli che descrivevo inizialmente, di quelli chiari, molto chiari, sto sotto l'ombrellone come ha consigliato lei, quindi non c'è bisogno di andare via, tornare in casa o in albergo, ma mi abbronzo però lo stesso, mi scotto lo stesso, mi corregga perché comunque c'è il riflesso della sabbia in alcuni casi, è così? Quindi sono a rischio lo stesso? Sì, non solo c'è il riflesso della sabbia, ma anche lo stesso ombrellone lascia passare i raggi solari, per questo che mi sono raccomandato di usare sempre le creme solari e nei fototipi più delicati anche per esempio l'uso di una maglietta. Non scordiamoci infine, in coloro che non sono proprio dei portatori di una grossa quantità di capelli come possono essere io, anche l'uso di cappelli, perché evidentemente c'è un'esposizione della cute e anche della testa. C'è infine un ultimo, se mi è permesso, un ultimo elemento da prendere in considerazione: i bambini piccoli. Ecco, i bambini piccoli, specialmente sotto l'anno, non andrebbero portati al mare, e purtroppo ne vedo al mare, se non oltre le 10 di mattina e dopo le 5 del pomeriggio, anche perché il loro corpo, passatemi il termine, si deve ancora strutturare bene e quindi un'esposizione scorretta ai raggi solari non fa assolutamente bene, quindi fino al primo anno di età non oltre le 10 e dopo le 5 del pomeriggio, e in questo non devono stare sotto l'ombrellone ma devono proprio tornare a casa. Dottor Rastrelli, questi sono i principali consigli per vivere il mare, la montagna, insomma l'esposizione in sicurezza ai raggi UVA.
Però io vorrei ricordare anche, non per creare sempre allarmismo, perché poi ci dicono noi giornalisti che dobbiamo creare per forza di cose allarmismo, no, parliamo però di effetti collaterali se non ascoltiamo appunto questi preziosi consigli. Allora, purtroppo i raggi ultravioletti B del sole possono essere la causa di tanti tumori della pelle. Si va dai tumori effettivamente più aggressivi, come per esempio il melanoma, nel quale ormai è stato dimostrato in maniera chiara che il 70% dei melanomi origina in zone della pelle sottoposte a pregresse ustioni di tipo solare. Non è l'ustione che prendo adesso che mi dà il melanoma, ma è un'ustione di almeno 10 anni prima. Quindi per 10 anni è il tempo, passatemi il termine poco scientifico, di incubazione affinché una ustione ai raggi solari mi dia un melanoma. Quindi già questo è una zona è molto importante. Ma non solo il melanoma può essere collegato ai raggi solari, ma per esempio anche i carcinomi spinocellulari, che sono altrettanto aggressivi, sono legati a pregresse ustioni solari, oppure anche tumoretti molto meno importanti da un punto di vista prognostico perché non hanno mortalità come basaliomi, o possono essere, possono insorgere in zone della pelle maggiormente fotoesposte. Io conosco ad esempio le famose macchie, noi non scienziati parliamo delle macchie sul viso, questo soprattutto nelle donne, so che ci tengono particolarmente, è un qualcosa di fastidioso, insomma di non piacevole. Ecco, le macchie sul viso non sono niente di neoplastico, però specialmente in una signora giovane o anche meno giovane possono essere un fattore estetico da prendere in considerazione, per cui anche qua una corretta esposizione ai raggi solari, un corretto uso delle creme solari impedisce l'insorgenza di queste macchie che sono esteticamente brutte da vedersi. Possiamo spendere anche due parole per quanto riguarda l'eritema, perché molte donne appunto e non solo durante l'estate hanno questa problematica, non riescono a viversi, a godersi l'esposizione perché appunto insorge questo fastidioso problema. L'eritema solare effettivamente nel momento in cui si utilizza in maniera corretta la crema solare, allora si elimina anche il problema dell'eritema, perché altro non è che una fase precoce di una scottatura. Dottore, io la ringrazio per i suoi preziosi consigli, insomma se non ci sono domande ringrazio quindi il dottor Marco Rastrelli dello IOV e ricercatore Università di Padova. A voi studio.